Sul nucleare a Marghera c'è una grande delusione, sono sincero, ci avevo creduto, pensavo che fossimo addirittura nei punteggi alti, per cui adesso sosterremo la Regione in questo accesso agli atti per verificare come sono stati dati i punteggi. Ci dispiacerebbe trovare che poi magari il tema delle bonifiche sia ancora uno dei nodi più importanti, vedremo qual è la relazione tecnica. Non nasconde la sua amarezza il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per la bocciatura di Porto Marghera come sede di un centro di ricerca internazionale sulla fusione nucleare. Il progetto, che sarà realizzato in Lazio, avrebbe riportato oltre 2000 posti di lavoro nel polo industriale. Certamente c'è delusione e ci dispiace molto, noi abbiamo fatto veramente tutto quello che potevamo. Penso che prima o dopo qualche governo, qualcuno saggio possa capire che è anche il momento di Venezia, cioè ci devono aiutare, insomma, perché non è giusto che a Marghera si siano persi 30.000 posti di lavoro e non tocca mai a noi, insomma, ecco. Sono rattristato da questo esito, ma voglio vedere anche l'aspetto positivo, conclude il sindaco. Comune di Venezia, Regione Veneto e Università di Padova hanno dimostrato di saper lavorare bene insieme. È stata un'occasione per unirci e ora vedremo di trovare altre formule per questa collaborazione. Io sono fiducioso, voglio credere che il buonsenso di qualcuno prima o poi si risveglierà. Noi continueremo comunque la nostra lotta per il rilancio di questo territorio per creare i posti di lavoro per i giovani. Inviti all'unità arrivano anche dall'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, che risponde alle critiche del senatore PD Andrea Ferrazzi sul presunto immobilismo da parte di Comune e Regione riguardo le aree in questione. Capisco la sindrome da stress post-traumatico dopo la batosta elettorale, attacca il leghista, ma la mancanza di risorse per completare i marginamenti a Porto Marghera è interamente addebitabile allo Stato e alla maggioranza che finora lo ha governato.